Grande spettacolo sportivo giovedì 18 giugno presso gli impianti della Padova Nuoto, dove si è svolto il 15° trofeo Città del Santo, manifestazione a carattere nazionale che ha richiamato ai blocchi di partenza oltre 600 atleti provenienti da diverse province d'Italia in rappresentanza di 20 società, a dimostrare l'importanza che va assumendo negli anni questa manifestazione. Strepitoso anche il risultato della finale di società, che ha visto la vittoria della Padova Nuoto davanti al Team Veneto e lo Sporting Club Noale. Successo consolidato dai ragazzi grazie alle gare del pomeriggio e raccolto con grande sorpresa e gioia. Presenti ai blocchi di partenza c'erano i migliori ranisti in Italia, che si sono dati battaglia nella specialità dei 50 rana, ultima gara della giornata e molto attesa da tutto il pubblico e dagli stessi partecipanti. Il podio di tutto prestigio ha visto al primo posto Andrea Toniato, al secondo Mattia Pesce, al terzo Luca Pizzini. Tutti atleti che prenderanno parte ai prossimi europei. Oggi 15° trofeo Città del Santo con il fiorfiore della rana a livello nazionale. Cosa diciamo di questa giornata? Di questa giornata è stata bellissima la partecipazione, quasi 600 atleti, un tifo sugli spalti molto importante per il nuoto. Voglio ricordare ai telespettatori che il nuoto veneto è a livello nazionale ai primi posti, poi l'adesione che hanno dato grandi campioni, ben 5 che vendranno a fare gli europei, credo che questo dia un segno della manifestazione. Credo che questo trofeo del Santo debba crescere, debba ritornare un po' a quello che era 40 anni fa, 30 anni fa, quando mi ricordo gli ha dato la novella Caligaris come simbolo e come testimonial molto importante. Poi c'è un grande movimento attorno a queste manifestazioni, fatto da volontari, fatto da appassionati, e credo che il nuoto possa dare un segnale anche di rinnovamento. Dall'atletica al nuoto, siamo qui al 15° trofeo Città del Santo, mondo del nuoto, come mai questo connubio atletica-nuoto? Quando lo sport chiama le fiamme oro ci sono, c'è il reparto mobile, ho colto l'invito vostro che è stato cortesissimo, un grande entusiasmo, dove c'è un atleta che soffre, che dà il massimo, lontano anche dai guadagni che forse meriterebbe, noi ci vogliamo essere. Tra l'altro c'era anche un atleta nostro, c'erano anche di altri gruppi sportivi militari, abbiamo avuto anche un bellissimo podio della Rana con 3 atleti dei gruppi sportivi militari, primo, secondo e terzo, il nostro secondo. Per me essere qui è veramente un onore e un grande divertimento. Ottime anche le prestazioni di un'altra atleta campionessa nazionale e argento mondiale, Aglaia Pezzato, a podio per i 50 farfalla e i 100 stile libero. Si è difeso molto bene anche Matteo Furlan, che per una giornata si è cimentato in gare per lui inusuali, 100 e 200 stile libero, abituato a distanze assai più lunghe in acque libere. È infatti un atleta della nazionale di fondo, convocato alle prossime Universiadi ed Europei, come tutti e 4 gli altri protagonisti. Siamo al 15° trofeo del Santo, cosa ci dici di questa giornata e come la vivi dopo tanti anni? Perché tu hai partecipato quando la manifestazione viveva di fama nazionale. Sì, intanto bellissima la giornata, vedo una grande partecipazione. Sì, il Trofeo del Santo fatto negli anni in cui ero più piccola, sicuramente era molto più intenso perché si faceva in 3 giorni e partecipavano anche più di 100 società con più di 1000 atleti, sì, che era molto grosso come trofeo a livello nazionale. In più sì, c'era, e poi era solo per la categoria esordienti, sì, che pensiamo bambini dai 9 ai 13 anni, partire dalle varie città d'Italia e venire qui a Padova a stare 3 giorni, sì, che era molto bello e erano state belle esperienze. Questa adesso sta crescendo, sicuramente negli anni spero che si arrivi ad un risultato come gli anni precedenti. Impeccabile l'organizzazione degna di grandi manifestazioni. Oltre 1000 gli atleti in totale passati in queste 2 giornate di nuoto, Trofeo Città di Padova martedì e Trofeo Città del Santo alla Padova Nuoto, rappresentate tutte le categorie femminili e maschili. Entusiasmante il finale di giornata con l'australiana, gara ed eliminazione femminile e maschile, a cui hanno partecipato i migliori 8 tempi della giornata nella distanza di 50 stile libero, vinti in campo femminile da Aglaia Pezzato e in campo maschile da Riccardo Cervi.
Durante la pausa del torneo, nelle ore centrali della giornata, si è svolto il Team Veneto Esordienti, con la partecipazione di 300 atleti e 8 società.